Ancora un atto di violenza, ancora una volta un autista di Arriva Veneto è stato, diciamo, aggredito, suscitando ovviamente, suscita l'indignazione e la preoccupazione di tutti. Dopo il vergognoso episodio che è avvenuto circa 2 settimane fa, quando quel sessantenne di Chioggia che aveva attaccato uno dei bus di Arriva Veneto danneggiandole la porta e costringendo l'autista e i passeggeri a cambiare mezzo, si è verificato un altro episodio molto più grave sabato pomeriggio, attorno alle 17:30, nei pressi della rotatoria del centro commerciale La Nave de Vero a Mestre. Il bus della linea 85, che era diretto all'aeroporto di Marco Polo, è rimasto bloccato a causa di un'auto parcheggiata in un modo ostacolante per la viabilità. Invece di spostarsi e chiedere eventualmente scusa, il conducente dell'auto non ha trovato di meglio che prendere a pugni l'autista.